Beh sì, è un lutto regionale, diciamo, sentito da tutti noi veneti. Le amministrazioni mi chiamano in tanti e direi l'esposizione della bandiera a lutto e quindi a mezz'asta. Poi mi chiamano anche tanti cittadini. Ognuno poi interpreta come vuole, c'è chi abbasserà magari la saracinesca del negozio, dell'attività, chi spegnerà le luci se sono delle luci visibili, piuttosto che molti vedo mi dicono metteranno una coccarda nera, un fiocco nero magari all'ingresso del negozio nella giornata di giovedì, appunto, per ricordare. Questo dunque l'invito del governatore a trasformare la tragedia di Refrontolo in un lutto che unisca tutti i veneti, mentre arrivano dalla giunta regionale i primi finanziamenti per Refrontolo. Soldi che serviranno a mettere in sicurezza la zona secondo le regole dettate dalla Protezione Civile e a ripristinare i luoghi con l'intervento del Genio Civile. Strade dissestate, ponti caduti, guardrail divelti e case isolate senza acqua né elettricità, gli effetti più evidenti. Qui si risponde con i fatti e non con le chiacchiere. 1 milione di euro per le opere di messa in sicurezza e dall'altro 3 milioni di euro per fare veri e propri interventi a tutela di questi danni. Quanto ai soldi richiesti al governo è un balletto di cifre. Zaia ha domandato 2 miliardi per il piano di messa in sicurezza del Veneto. Il ministro ha risposto che quella cifra deve bastare per tutte le regioni italiane. Ecco allora la proposta di Palazzo Balbi. Noi chiediamo che si finanzino le regioni che sono in grado di investire da subito, cioè di far vedere i cantieri. Non possiamo ritrovarci con situazioni che già tutti noi conosciamo, dove ci sono i soldi e nessuno fa nulla. Soldi che, pochi o tanti, rischiano però di rimanere bloccati dalla burocrazia. Intanto chi ha denaro in cassa non lo può spendere. I comuni sono infatti vincolati al patto di stabilità e non possono finanziare le opere contro il dissesto idrogeologico. La partita del patto di stabilità è vergognosa e imbarazzante. Di fronte alla vita dei cittadini lo Stato non può anteporre il tema del patto di stabilità. Noi, se abbiamo necessità di investire nel dissesto idrogeologico, ci debbono lasciare investire le nostre risorse.